Mai avrei immaginato nel 2021, quando ho iniziato questo percorso di terapia per i dolori persistenti, che avrei aiutato centinaia di persone che soffrivano di dolori come i miei al collo attraverso l'online. Molte persone si chiedono ancora com'è possibile dall'altra parte dello schermo che ci sia qualcuno che ci possa fare una terapia o che ci possa aiutare in qualche modo. A me ha aiutato un libro in particolare, quindi se un libro mi ha dato queste informazioni che io ho recepito, che il mio inconscio è andato a modificare, a processare e poi quindi darmi il risultato di liberarmi da una condizione cronica di 5 anni, allora una terapia può fare ancora di più. Quindi non hai bisogno veramente del supporto fisico di una mano che tocca il collo, che tocca la schiena, che magari senti del crack, che magari senti del calore di un massaggio. Tutte queste cose le hai già provate, ma ti assicuro per esperienza che le cose più importanti che vanno veramente poi a curare o portarti i sintomi nel più basso possibile di intensità è l'informazione, è la coscienza, è la consapevolezza. Non a caso il mio libro si chiama Il potere della consapevolezza, che vedi qua in giallo dietro di me. Queste informazioni le ho messe e le ho impacchettate in un libro unico dove tutta la terapia che faccio, che parliamo di tracciamento somatico, di meditazione per i sintomi persistenti, va a darti più che un supporto nel medio e nel lungo termine. Nel breve termine quello che a te interessa è sapere che il tuo dolore è un segnale, è un allarme, non è lì per danneggiarti, non è lì per portarti sempre più giù in questo baratro di frustrazione, ansia e paura. Anzi, è lì per dirti guarda che io sono qua, puoi cambiare, puoi farmi emergere e processare attraverso la tua consapevolezza. Spero che non ho parlato troppo in modo astratto, ma questo è veramente quello che penso. La terapia manuale rispetto alla terapia online con quella di consapevolezza è nettamente diversa per le problematiche persistenti come dolori al collo, ansia, mal di schiena. Fammi sapere come ti sei trovato tu con le terapie di questo genere online, perché questa è un'opportunità incredibile.